Eccoci qui a festeggiare i 30 anni di Domini Veneti, 1989-2019. Nata come una sfida al mercato che vedeva le cooperative in grande difficoltà e nella impossibilità di produrre vini di qualità, una sfida che riteniamo di aver vinto attraverso un percorso molto duro ma che ha portato un grande successo. Partito all'inizio come il progetto Veriago, un Valpolicella classico superiore che ci riporta indietro nelle vecchie tipologie di produzione, un leggero appassimento, per passare poi al progetto Espressioni. La capacità della cooperativa è quella di esprimere le varie diversità che ogni singola vallata porta con sé, e quindi abbiamo fatto 5 diverse tipologie di Amarone. Per arrivare poi al progetto Pruvignano, espressione della vallata di Marano, una vallata dove l'eleganza supera la struttura. E il concetto finale di una cooperativa è quello che possiamo produrre anche vini d'autore. Il primo vino l'abbiamo ottenuto come l'Amarone Milo Manara, per poi arrivare all'Amarone Mater disegnato dall'artista Gianni Burato.